L'Annunziata di Cosenza fa scuola in Italia questa mattina in diretta satellitare. 1500 cardiologi hanno seguito da Milano 2 interventi innovativi. Uno che riguarda l'impianto di uno stent particolare in pazienti con coronarie molto ectasiche, molto grosse, molto grandi, ed è uno stent, a differenza di quelli comunemente usati, si chiama self-apposing stent e quindi che si va ad adattare alla parete del vaso. L'altro caso invece riguarda anche uno stent di nuova generazione che si impianta in quei pazienti che per diversi motivi sono cosiddetti ad alto rischio di sanguinamento. Piantando questo dispositivo noi riusciamo a ridurre al minimo la terapia antitrombotica, 1 mese, 2 mesi massimo. L'emodinamica dell'ospedale Bruzio, selezionato dal consiglio direttivo e dal comitato scientifico della Società di Cardiologia Interventistica per il 39° congresso nazionale. A noi ha fatto molto piacere questo invito, non era mai successo e quindi vuol dire che diciamo, negli anni abbiamo lavorato bene e quindi grazie a tutto il gruppo, sono commosso veramente. Operazione complessa perché i pazienti presentavano quelle che i sanitari chiamano criticità cliniche, insomma casi difficili, interventi riusciti. A Cosenza manca cardiochirurgia. Per quanto riguarda la cardiochirurgia, sì, sarebbe un fiore all'occhiello aggiuntivo, però ormai la maggior parte degli interventi viene fatta in maniera percutanea, per cui riusciamo a dare risposte concrete ai nostri cittadini. Stamattina abbiamo visitato in anteprima la terza sala angiografica a costo 750.000 euro, un salto di qualità per la sanità del territorio. Già dalla prossima settimana la sala sarà consegnata ai cardiologi, quindi si potrà utilizzare. È importantissima perché con la terza sala l'ospedale Hub Annunziata raggiunge un livello di sicurezza tale da poterlo annotare tra i grossi ospedali d'Italia. Avere 3 sale di angioplastica che significa? Significa che tutte le emergenze e urgenze l'Annunziata li potrà garantire.